A Bruxelles la Slovenia ribadisce il proprio no al progetto per il rigassificatore a Zaule. Primo passo oggi a Bruxelles per la stesura della lista definitiva dei progetti energetici prioritari europei. Tra i 130 progetti c'è anche quello che prevede la costruzione di un rigassificatore nel nord Adriatico, punto che ha portato Lubiana a non dare parere positivo al documento. Continuano a ribadire il proprio no anche le istituzioni locali del Friuli Venezia Giulia. Silvia Stern. Nonostante le pressioni europee, la Slovenia non ha cambiato idea ed ha dato parere negativo all'attuale lista dei 130 progetti prioritari presa in analisi oggi dalla Commissione europea. Lubiana ha così ribadito il suo no alla costruzione di un rigassificatore non solo a Zaule, ma in tutto l'Alto Adriatico, visto che nella lista si parla in generale di un impianto nel Nord Adriatico, senza precisare esattamente la collocazione. La riunione odierna ha coinvolto tutti i 28 gli Stati membri, con lo scopo di analizzare le reti energetiche transeuropee da inserire tra le priorità della Commissione. Ogni Stato può contare su un tetto di 5 miliardi di euro. La Slovenia è presente nella lista con 7 progetti, tra cui 3 gasdotti e 2 elettrodotti, per un valore totale di 1,2 miliardi di euro. Il suo no al documento non è piaciuto a Bruxelles, che ha dato tempo a Lubiana e a Roma fino al 20 settembre per trovare un accordo sul progetto. Intanto anche le istituzioni del Friuli Venezia Giulia continuano a ribadire le proprie contrarietà. Io credo che sia stato fondamentale il passaggio dall'astensione al voto contrario da parte della Slovenia, credo che sia un indicatore ulteriore per il mio governo affinché prenda una decisione di contrarietà alla realizzazione dell'opera. Ci sono dei progetti interessanti che per la Slovenia, me ne rendo conto, ma bisogna lavorare avanti, separare questo elenco, togliere dall'elenco quei progetti che sono dannosi per uno Stato. Il rigassificatore a Zaule può essere determinante per affossare sia il porto di Koper, sia tutta l'economia e la sicurezza di questi pochi chilometri di costa che la Slovenia ha. Sebbene contrario a Zaule, il sindaco di Trieste non si dice però totalmente contrario ad un impianto nell'Alto Adriatico. Io non sono contrario a un rigassificatore nel nord Adriatico, l'ho detto e lo ribadisco. Le negatività sono la caratteristica di quel progetto e dell'impatto di quel progetto in quella localizzazione e quindi è quel progetto che ci vede fermamente contrari. Mi sembra che si confermi anche un'esigenza, quella che Italia, Slovenia e Croazia lavorino assieme su un unico progetto energetico dell'Alto Adriatico. La lista definitiva verrà avallata dalla Commissione europea il 2 ottobre. E sulla questione del rigassificatore di Zaule si è espresso nuovamente nel pomeriggio a Lubiana anche il ministro per l'infrastruttura e l'ambiente Samo Mrzel. Sentiamo cosa ha rilevato. Slovenija danes glasovala proti. La Slovenia ha votato contro i progetti energetici prioritari europei in quanto il progetto del rigassificatore nell'Alto Adriatico, ossia quello di Zaule, non è stato rimosso dalla lista. In questi giorni la Slovenia è stata sotto pressione sia da parte di Bruxelles sia da parte dell'Italia. Oggi il Paese ha dimostrato che lotterà per i propri interessi e continuerà a farlo finché il progetto del rigassificatore di Zaule non verrà rimosso dalla lista dei progetti energetici prioritari europei. Il rigassificatore ha un impatto negativo ambientale, socio-economico e sulla sicurezza.